Una Nuorese determinata in grande spolvero supera per 1-0 un Taloro Gavoi Coriaceo che conferma di meritare l'alta classifica. Il derby è stato giocato davanti al pubblico delle grandi occasioni con una larga rappresentanza di tifosi rossoblù. La cronaca: il primo affondo in avvio è del Taloro con Fadda, l'attaccante sbaglia il controllo e favorisce l'intervento di De Lipperi. Il tecnico Bernardo Mereu manda in campo dal primo minuto il neoacquisto Gallon disegnando un 4-3-3 che mette in difficoltà il Taloro. I verdi-azzurri si affacciano al decimo in area dei rossoblù con uno scambio tra Lepore e Gallon, ma la difesa libera. I rossoblù rispondono con Chierchi che da fuori costringe De Lipperi in corner, è il 13°. Sugli sviluppi dell'angolo, ripartenza alla Nuorese con Sias e Bonu che però non arrivano al tiro. La supremazia territoriale della Nuorese trova il giusto premio al 15° quando l'arbitro fischia un penalty per un fallo di Satta su Sias. Del rigore si incarica Gallon, ma Zani intuisce e para. La Nuorese non si dispera e continua a cercare l'1-0. Bonu al 17° da fuori costringe Zani alla deviazione in corner. Il Taloro non riesce a trovare il giusto assetto tattico e a esprimere il proprio gioco. Al 28° Sias scaglia un bolide dal limite, ma Zani non si fa sorprendere e manda in corner. Sull'angolo Usai di testa manda la palla alta. La Nuorese insiste e non consente agli ospiti di uscire palla al piede. Al 45° i verdi-azzurri trovano il meritato 1-0. Scambio tra Gallon e Bonu e cross del difensore per Puddu che di testa batte Zani. Nella ripresa la Nuorese prova a chiudere la gara anche se il Taloro prova a reagire e si rende pericoloso al 12° con Fadda dalla distanza che costringe su punizione De Lipperi a respingere con difficoltà. La Nuorese abbassa i ritmi per amministrare il vantaggio ripartendo in contropiede. Al 21° il Taloro con Piras da fuori tenta di impensierire De Lipperi che para in due tempi. Al 24° Mario Fadda reclama un rigore in area verde-azzurra, ma l'arbitro lascia correre. La Nuorese va vicino al 2-0 con Emanuele Alessandri che non riesce a sfruttare un cross di Frongia alla mezz'ora. Un minuto dopo il Taloro rimane in 10 per l'espulsione per somma di ammonizioni di Mele, reo di un fallo su Gallon. Una decisione troppo severa. Sulla punizione Frongia sfiora il palo. Al 41° ultima azione della Nuorese con Sanna che non riesce a deviare un cross dalla sinistra di Frongia. Il derby finisce qui con i meritati applausi alle due protagoniste.